Anche quest'anno a Jesolo, nella cornice di Piazza Aurora, la manifestazione Miss Veneto. Vediamo ora il servizio. Miss Veneto 2011 è... con il numero 29 Mara Dall'Armellina. Mara Dall'Armellina, ancora con le lacrime agli occhi, da vera Miss, insomma, emozionata per questa vittoria. Mamma mia, tantissimo, è stata una sfida per me perché sono andata all'estero per studio, avevo preso qualche chiletto in più e con la determinazione e tanto sport sono riuscita ad arrivare a questo evento importantissimo e a riuscire insomma a prendere la fascia principale. Diciamo chi è Mara Dall'Armellina? Ho 22 anni, vengo da Mariano di Piave e studio mediazione linguistica. Nella vita faccio anche l'indossatrice oltre a studiare e niente, mi piace tantissimo lo sport, infatti pratico mountain bike, step, aerobica, qualsiasi sport, diciamo, scusate, sono emozionatissima. Da grande vorrebbe diventare? Mi piacerebbe fondere magari le mie conoscenze linguistiche con il campo della moda e chissà, magari diventare una manager in campo in un'azienda, in un'importante azienda d'abbigliamento. Tu rappresenterai il Veneto alla finale nazionale, una grande responsabilità. Cosa ti aspetti? Oddio, non lo so, sarà un'esperienza sicuramente positiva, dura, perché so che comunque è molto dura, però spero di andare il più avanti possibile e di portare il Veneto più in alto possibile. La Toglione delle Miss che rappresenterà il Veneto alle prefinali nazionali sarà composta da 12 ragazze più Miss Veneto che approda direttamente alla finalissima. Per Mara Dall'Armellina si tratta di un ritorno. Ha infatti già partecipato alla finale nazionale, allora a Salsomaggiore, giungendo tra le prime 20 nel concorso vinto da Miriam Leone. Ti senti dare un consiglio a Mara Dall'Armellina? Beh, io direi che la spontaneità prima di tutto e tanto divertimento, perché comunque è un gioco, già lei è arrivata fra le 60, è già stata molto fortunata, comunque se l'è meritato e quindi io dico divertiti, il posto che ti capiterà sarà quello giusto, no? Non ci sono consigli particolari, comunque essere spontanei. Tu sei arrivata seconda, quindi non sei riuscita a vincere, anche se hai raggiunto insomma, il sogno tanto così. E sei la dimostrazione che comunque Miss Italia apre tante porte, pur non vincendo. Hai lavorato tantissimo, quindi bisogna crederci, insomma. Bisogna crederci, comunque io sono andata a Miss Italia proprio come vetrina per il mondo della moda e direi che è servito perché comunque adesso c'è un'agenzia con cui sto cominciando a collaborare che mi ha proprio notata Miss Italia e quindi adesso comincio a lavorare con loro e comunque quest'anno ho lavorato nel mondo della moda anche grazie a Miss Italia perché comunque mi hanno vista, ti chiamano, c'è gente che addirittura mi ha chiamata con l'elenco del telefono, chiamavano i miei nonni perché il mio nome non c'è e quindi sì, è stata una bella esperienza, una bella vetrina. Il sindaco di Jesolo, Francesco Calzavara, ha confidato di sperare ancora di poter raggiungere la finale nazionale e intanto fa il tifo per Mara, sperando nella stessa sorte toccata a Eleonora Pedron nel 2002, da Miss Veneto a Jesolo a Miss Italia a Salsomaggiore.